Stamattina ho firmato l'ordinanza per la chiusura della scuola elementare a partire da lunedì 10 gennaio a sabato 15 gennaio. Non ci pensa due volte il sindaco di Torri del Benaco, poco più di 3.000 abitanti, comune ad una quarantina di chilometri da Verona. Il primo cittadino, Stefano Nicotra, non attende l'esito della cabina di regia né tantomeno il Consiglio dei Ministri. Ha già deciso che, visto l'alto numero di contagi, soprattutto in fascia giovanile, l'apertura delle scuole elementari slitta al 15 di gennaio. Con la direzione scolastica siamo d'accordo di fare i tamponi a tutte le classi, quindi alle 5 classi, quindi alle insegnanti, quindi agli operatori all'interno del plesso scolastico e agli autisti. Questi tamponi sono pagati dal comune. Tamponi che verranno fatti nel palazzetto dello sport probabilmente il giorno prima del rientro a scuola, ovvero il 14 di gennaio, ma non solo. All'interno di questa ordinanza abbiamo deciso anche di chiudere il palazzetto e la palestra, quindi tutte le attività post-scolastiche e i parchi. Ed ancora, fino al 28 febbraio 2022, il sindaco ha ordinato nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni di Albisano e Pai l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie in via continuativa. Pesantissime saranno le multe per chi sgarra, sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Infine il sindaco lancia una frecciatina al governo. L'incertezza del governo ci pone proprio questi problemi.